Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme i papassinas. Oggi prepariamo le buonissime papassinas de Saba, che sono dei dolci tipici sardi che si preparano in prossimità delle festività dei primi di novembre, soprattutto di Ognissanti o della festa dei morti. Prepariamo la versione con la sapa, con il mosto dell'uva, vediamo gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 250 g di sapa, 150 g di miele d'arancio, la scorza grattugiata di un limone, 50 g di semola finissima, 400 g di uva sultanina, 150 g di noci, 150 g di mandorle tostate, una bustina di miscela di spezie, la saporita, un pizzico di cannella. Per la glassa ci occorreranno 150 g di zucchero a velo, un cucchiaio di succo di limone, un albume e degli zuccherini colorati. Quindi per la festa di Ognissanti e per la festa dei morti qui in Sardegna è d'obbligo praticamente preparare questo tipo di dolce, che è veramente molto antico. Ci sono due versioni di papassinas, quello dove troviamo la frutta secca e l'uva sultanina e lo strutto, e si cuociono in forno come se fosse un biscottino e vengono comunque glassate. E tra l'altro se volete potete trovare il video, vi lascio il link in descrizione del mio video delle papassinas. Mentre queste qua invece hanno un altro tipo di lavorazione e un ingrediente principale che è la sapa, che anche questo trovate, se vi siete persi il video lo trovate sul mio canale. Ho fatto la sapa fatta in casa, cioè vedete, questo praticamente è il mosto dell'uva che viene cotto. Quindi l'ho preparato e con questo bellissimo e profumatissimo ingrediente faremo le papassine di oggi. Ok, quindi vi ho detto qualche accenno, adesso possiamo subito iniziare a preparare questa ricetta, che è veramente gustosissima, è veramente una ricetta particolare, buonissima, però altrettanto semplice veramente. Allora partiamo con la nostra frutta secca. La dobbiamo tritare grossolanamente. Lo possiamo fare con un robottino come quello che ho qui. Anche questo, se volete vedere le specifiche di questo robottino che si chiama Double Force della Moulinex, lo trovate anche questo sul mio canale. Ho fatto da poco il video recensione, quindi trovate tutto. Oppure naturalmente le potrete tritare tranquillamente a coltello. Per quanto riguarda invece l'uva passa, l'uva sultanina, la dobbiamo mettere in ammollo per almeno un'ora e mezzo, in modo tale appunto da farla rinvenire. Ok, adesso procediamo però a tritare io appunto col mio Double Force la frutta secca. Prima triterò le mandorle che ho già tostato. Le mandorle, queste le troviamo solitamente in commercio già pelate. Se le dobbiamo tostare basta semplicemente mettere una padella a fuoco basso, mi raccomando, ci mettiamo dentro le mandorle e poi le rigiriamo continuamente fino a, diciamo, a tostarle, a rendere un attimino brunite. Mi raccomando, non bisogna mai lasciare le mandorle e andare via, allontanarsi, perché si possono bruciare, quindi fuoco bassissimo, tostiamo le mandorle. Adesso siamo pronti per tritarle, sono già fredde, quindi mettiamo nel nostro Double Force le mandorle. Siccome è un attrezzo piuttosto potente, andrò a tritarle a piccoli step, quindi gradatamente con l'impulso, cioè facendo così. Perché non voglio ridurle in farina. Ora tritiamo anche le noci. Stessa cosa che
abbiamo fatto prima. Le tritiamo così per avere appunto dei piccoli pezzi croccanti quando andiamo a mangiare il nostro dolce. Quindi adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti per fare le nostre pavassinas. Abbiamo qui anche l'uva sultanina che io ho precedentemente fatto ammorbidire nell'acqua. Come vi ho detto prima, basta anche un'ora, un'ora e mezza, l'ho leggermente strizzata e quindi vedete è diventata così. Ok, ora ci trasferiamo ai fornelli, procuriamoci o una padella o una casseruola abbastanza capiente da poter contenere tutti i nostri ingredienti. Allora, eccoci ai fornelli, mettiamo quindi la nostra sappa direttamente in una casseruola, la mia bella densa. Io sono molto orgogliosa di aver fatto questa ricetta perché ultimamente a cercarla nei supermercati proprio non si trovava e allora ho deciso di farmela in casa ed è veramente una soddisfazione innanzitutto e molto molto buona tra l'altro. Abbiamo messo la sappa, adesso mettiamo il miele, io ho scelto miele d'arancia. Accendiamo il fuoco, aggiungiamo la scorza dell'arancia, poi aggiungiamo il nostro mix di spezie che sono praticamente un mix di semi di coriandolo, cannella, semi di carvo, anice stellato, noce moscata, insomma un mix veramente profumatissimo e buonissimo. Quindi lo mettiamo tutto e poi uniamo anche un pizzico di cannella. A questo punto andiamo a mixare il tutto. Una volta che abbiamo mixato tutti gli ingredienti a fiamma moderata portiamo il tutto ad ebollizione e poi uniamo a pioggia la semola fine e giriamo magari con una frusta per evitare i grumi. Ora il nostro composto sta bollendo, cominciamo a mettere la semola. Ho messo tutta la semola, facciamo cuocere per 4-5 minuti. Allora, adesso possiamo unire la frutta secca che abbiamo tritato, quindi mandorle e noci. Amalgamiamo bene e poi uniamo anche la nostra uvetta. Allora, adesso cuociamo il nostro composto fino a che non diventerà ancora più denso per circa 10 o 15 minuti. Facciamo questo lavoro qua, mettiamo l'impasto. Ancora veramente molto caldo. Mettiamo un altro foglio di carta da forno e andiamo ad appiattirlo con un mattarello. Allora, adesso abbiamo steso per bene
il nostro impasto, vedete? Quindi deve avere più o meno uno spessore di mezzo centimetro. Io ho provato a farlo in una forma abbastanza, diciamo, regolare, e la lasciamo sfreddare, dopodiché se abbiamo delle formine a forma di rombo sarebbe proprio l'ideale, se no tracceremo delle strisce e poi taglieremo i spavassinas a mano. Il nostro impasto praticamente è quasi freddo, ancora un po' tiepido. Io procedo quindi a tagliarlo per fare i miei rombi. Ecco qui ho fatto le prime formine facendo i tagli prima verticali e poi trasversali, poi magari se vedete che sono un po' da aggiustare, c'è qualche pavassina non proprio romboidale, magari l'aggiustate o con le mani o con l'aiuto di una spatola. Comunque sono dei dolci che sono molto rustici, quindi l'imperfezione, come si dice, ci sta. Ora prendiamo la nostra teglia, la inforniamo a 80 gradi per circa 15 minuti per far asciugare le nostre pavassinas. Una volta asciugate in forno per circa 15 minuti, ho fatto raffreddare le mie pavassine, le spavassinas. Adesso dobbiamo pensare a fare la glassa e a ricoprirla appunto di glassa. Lo facciamo quindi con un albume che deve essere a temperatura ambiente. Iniziamo a montare quindi l'albume. Quando inizia a fare queste bollicine, allora possiamo mettere piano piano anche lo zucchero a velo. Aggiungiamo poi a metà anche un cucchiaio di succo di limone, così renderemo la nostra glassa lucida e bianca. Le dosi dello zucchero a velo sono indicative, nel senso che dobbiamo sempre controllare la grandezza dell'uovo. In base alla grandezza dell'uovo l'albume sarà maggiore o minore, quindi basiamoci anche su quello, mi raccomando. Allora, la nostra glassa è praticamente pronta, la consistenza vedete com'è. Quindi adesso siamo pronti a glassare le nostre pavassine. Mettiamo la glassa in un pennellino, andiamo a spennellare i spavassinas. Ho messo la glassa nei spavassinas, adesso metteremo anche gli zuccherini colorati. Ora le nostre pavassinas sono pronte, dobbiamo soltanto far asciugare la glassa, nel frattempo noi pensiamo all'altra teglia. Gli spavassinas sono pronte, eccole qui, le ho messe in un piattino, le abbiamo fatte asciugare circa un'oretta.
però sarebbe meglio prepararle magari dal giorno prima e farle asciugare per bene in un luogo fresco per tutta la notte, in modo tale che il giorno dopo saranno perfette. Ora ne prendiamo una. Io adoro questi tipi di dolci con la sapa, fin da bambina ne andavo matta, quindi tutti i dolci con la sapa io vado matta per questi dolci. Hanno un profumo buonissimo e mi ricordano tante cose, soprattutto questo periodo. Allora non vedo l'ora di assaggiarla un pochino. Davvero buonissime. Inizialmente arriva il sapore dell'uva passa, poi c'è il croccantino della frutta secca e poi dopo arriva anche il profumo e il sapore delle spezie, che sono veramente una bontà. Ve le consiglio, anzi ve le straconsiglio, mi raccomando, fatele. Se vi è piaciuta questa ricetta sarda di spavassina de Saba, mi raccomando fate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticatevi anche di mettere la campanella di notifica, così non rischiate di perdere nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche il mio sito internet, che è www.lericetedifranci74.com, e naturalmente non perdetevi il prossimo video. Ciao!